Salve a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. La tendenza che ha visto forte temporale abbattersi sul Bassanese con grandine di piccole dimensioni che hanno biancato le strade, temporali che si sono poi diretti verso le zone centro-occidentali, coinvolgendo gran parte il Veronese. Come notiamo da questa grafica, flussi freschi instabili continueranno da nord-est a portare nel corso dei prossimi giorni, anche con la nuova settimana, dei temporali. Non si intravedono cambiamenti significativi rispetto ai giorni precedenti ed è atteso il passaggio di numerosi rovesci e temporali. Le temperature saranno leggermente sotto o in media col periodo, pur rimanendo su valori tra i 25 e i 27 gradi in pianura. Temporali sparsi e nuclei, quindi depressionari, che continueranno a portare dei temporali soprattutto nelle ore diurne a partire dalle zone montuose, ma in frequente sconfinamento alle pianure nel corso della serata, con locali grandinate. Notiamo dalla grafica come anche domenica insisteranno le piogge temporali. Lunedì in gran parte il nord si troverà su una fase di instabilità, martedì instabilità che prevarrà soprattutto nelle ore diurne. Per quanto riguarda invece mercoledì, il caldo rimarrebbe sempre contenuto, con sempre la formazione di temporali diurni con frequente coinvolgimento soprattutto delle alte pianure, soprattutto del nord-est. Notiamo quindi da questa grafica come la situazione andrà a instabilizzarsi sempre per un flusso di correnti instabili da nord-est sempre attive. Vi rimandiamo comunque ai prossimi aggiornamenti meteo, seguiteci sempre.